Rieccoci, Primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7 in diretta sulla pagina Facebook. Ogni volta ci autopubblicizziamo perché è giusto così. Vi ricordo che potete guardare anche ovviamente sul nostro sito del gruppo tv7.com, dove in streaming va in onda questa puntata molto interessante. Allora, la politica cosa farà? La Meloni cosa farà? Il suo leader Salvini cosa farà? Berlusconi cosa farà in merito ovviamente a questa problematica che è tanto accesa e che è vista ovviamente diversamente dall'altra parte politica. Però adesso il governo c'è lei e quindi assolutamente. Cosa succederà? La vera questione è che purtroppo viviamo in un periodo storico dove questo sarà l'ultimo dei problemi. Cioè, ti spiace dirlo, ma è così. Cioè, voglio dire, in questo momento questo governo dovrà affrontare una crisi energetica, una guerra quasi mondiale. Cioè, abbiamo una situazione tale che io penso che i cittadini, anche coloro che oggi si sentono discriminati, non gliene frega niente di sta roba qua. Cioè, questa è la realtà. Perché prima ho detto che è una decisione politica? Perché si voleva far passare un qualcosa di politico all'interno di un governo tecnico. Sì, ma in merito cosa deciderà questo governo? No, ma quello che se i tempi sono, fossero normali, probabilmente questo governo cosa farebbe? Farà il matrimonio fra due uomini, fra due donne, figli fra due uomini, tutto quello che dicono allora, continuerà, oppure questa strada aperta avrà un futuro? Sicuramente continuerà, perché guardate, le battaglie civili di fatto non è che hanno e conoscono una tregua. Ci sono dei momenti in cui conoscono delle accelerate, momenti in cui hanno delle frenate, eccetera. Al di là di come la possiamo pensare, alcuni fenomeni sono inarrestabili. Non è che se facciamo una legge domani mattina non ci sono più discriminazioni, e non è che se non la facciamo ce ne saranno di più. Quindi rimarrà tutto come prima? La domanda è molto semplice, rimarrà tutto come prima? Secondo me rimarrà tutto come prima, ma quello che oggi, ed è forse un po' il merito, se vuoi, di tutta questa discussione che Zan è riuscito a creare, è quella di avere finalmente qualcuno che fa delle indagini per capire cosa accade, quindi conoscere il fenomeno, cominciare a leggerlo, cominciare a tradurlo e cominciare a rendere consapevoli di alcune persone che si sentono tutto uguale secondo lei? Punto. E sono allora, così a pelle, visto che ancora ovviamente, come diceva, se sarà come dice Alain che è l'ultimo dei problemi di questo governo, permesso che il governo deve ancora nascere, perché tutti quanti ne parlano, ma in qualche modo bisogna arrivarci, e già questo nascerà, ma potrebbe produrre, insomma, vediamo come ci arriva il nuovo governo. Detto questo, diciamo che in prospettiva vedo un periodo molto grigio, purtroppo, non solo per i diritti con la nuova maggioranza del Parlamento, ma anche su tanti altri fronti. Per quanto ci riguarda come Partito Democratico, sicuramente anche in questo Parlamento si riproporranno tutti i temi che sono stati al centro del dibattito nelle scorse legislature, dove il centrosinistra aveva la possibilità in qualche modo di esprimere con più forza la sua voce. Quindi sicuramente il DDL Zan, sicuramente il matrimonio ugualitario. Ma se non è passato con un governo di centrosinistra o... Cosa? 10 anni avete governato, non è che avete fatto dei grandi conquiste... Piano. Nella legislatura non l'ultima ma la penultima, dove c'era una chiara maggioranza di centrosinistra, si è fatto un primo passo in avanti, secondo me determinante anche per le battaglie successive, cioè quello sui diritti civili, avendo il coraggio di porre la questione di fiducia. Si poteva fare di più, però se si voleva si poteva fare di più. Allora, si può sempre fare di più, e noi non siamo mai soddisfatti. Infatti è per questo che anche in questa legislatura, in questo Parlamento, dove insomma il segno purtroppo ha un altro colore politico, comunque riproporremo le battaglie, e anche di nuove. Detto questo, è evidente che grazie al Partito Democratico, grazie al centrosinistra, grazie ai moderati e tutti coloro che ascoltano la società, negli ultimi 10 anni su questi temi si è iniziato a fare qualcosa che prima non solo, diciamo, si era provato a fare evidentemente con minor forza, ma anche non aveva mai prodotto risultati. Invece i risultati iniziano ad esserci. È solo l'inizio, però bisogna continuare. Adinolfi, come Presidente del Popolo e Famiglia, lei cosa proporrebbe, in virtù di quello che stiamo ragionando, al nuovo governo? Ma io non ho nulla da proporre, perché noi stiamo vincendo. Non c'è, come è stato ricordato, l'utero in affitto è illegale nel nostro paese, il matrimonio nel nostro paese è tra un uomo e una donna, le adozioni sono solo per uomini e donne sposate, così è la fecondazione assistita, non c'è l'eutanasia. Siamo un paese dove le nostre istanze vincono, perché stanno
dentro il profondo e comune sentire degli italiani e delle italiane. L'identità di genere è una suprema fregnaccia, si nasce maschi o femmine, punto. Questo è ciò che siamo, e le persone lo sanno. La sua è una le persone lo sanno. Quando nasce un bambino dice è nato un maschio e data una femminuccia. Queste sono le parole che si usano, perché sono le parole del comune sentire. Si nasce maschi, si nasce femmine. Questo è ciò che siamo. Alcune piccolissime, estreme minoranze, ricordo che le unioni civili esistono da 6 anni. Sapete quante sono le coppie unite civilmente? 17.000. Nonostante le picconate continue all'istituto del matrimonio, gli italiani uniti in matrimonio, il regolare matrimonio, sono 29 milioni. Quindi stiamo parlando di una piccolissima minoranza che per interessi di denaro e di potere politico vuole imporre un'agenda all'intero paese. Ma noi questa agenda la respingiamo e la respingeremo sempre. È stato chiaro Adinolfi. Galdiolo, lei voleva intervenire anche prima, quindi non... Sì, un appunto sul metodo. Si parla di discriminazioni vedendole sempre dal punto di vista della persona eterosessuale. Io vi invito caldamente a cambiare approccio, perché gli unici forse autorizzati a dire se in Italia le persone LGBT vivono da discriminate o no sono le persone LGBT. Io da gay vi posso assicurare che ho subito discriminazioni e non conosco nessuna persona, né omosessuale o transessuale, che non ne abbia mai subito in vita sua, che ne possa dire a Adinolfi, che a quanto pare è più esperto di me del merito. Per cui io veramente credo che sul DDL Zan chi ha applaudito in aula quel giorno, e parlo soprattutto dei partiti che hanno affossato il DDL Zan, dovrebbero fare un ragionamento di coscienza sul benessere del paese, perché vivere in un paese che non discrimina sulle basi di orientamento sessuale, disabilità, identità di genere e genere è un paese migliore. Quel giorno non abbiamo contribuito a realizzare un paese migliore. Poi io credo che ognuno abbia il diritto ad avere la sua opinione e credo che in Italia le opinioni siano libere. Però vorrei sottolineare che se abbiamo paura del DDL Zan quando parla di istigazioni all'odio, dovremmo avere paura anche della legge che per esempio tutela la Chiesa dal vilipendio o da, che ne so, tutte le norme che sanzionano l'ingiuria. Poi, essendo un per paese cui noi cattolico... in Italia abbiamo moltissime leggi che ci dicono cosa possiamo dire e cosa non possiamo dire. C'è anche il divieto di apologia del fascismo. Mi pare che però, per citare un caso come dire, famoso, c'è anche il divieto di vilipendio della bandiera. Un leghista, se non sbaglio, in tempi non sospetti, ha dichiarato di volerci pulire il culo e non mi pare che sia finito in galera. È stato condannato. Sì, ma non è in galera. In galera ci va neanche uno che uccide e non persone. Per cui non ci andrà neanche a paese da operetta, qua non va in galera. Per cui non ci andrà. Mi manderanno in galera, sapeva benissimo che non ci sarebbe andato. Però se vedi con una condanna di 6 anni sulla testa o di 2 anni, rompe un po' un cincini maroni, se si può dire in questo contesto. Però, se hai concretamente e nei fatti istigato all'odio per orientamento sessuale e identità di genere, secondo me un aggravante sulla pena ci sta, e ci sta anche di avere un po' di pudore nell'esprimere certe opinioni e certe affermazioni che francamente sono aberranti. Io mi ricordo che un sindaco leghista, scusi se cito sempre la Lega ma mi viene spontaneo, ha dichiarato di voler aprire la caccia ai curatoni, e non si parla di 50 anni fa, si parla di quando non è casuale che citi sempre la Lega. Volevo precisare, no, non sono uscito un po' così, perché io da omosessuale cosa devo pensare? Ci sono una marea di film degli anni, lo sai meglio di me. Ma non si parla di un film quando ti dipingi un personaggio
No, scadi magari in allora, se sei un esternazioni. sindaco non ti dipingi un personaggio, scusami. Ma lo hanno dipinto un po', anche se ci pensi. No, l'ho sentito dire io con le mie orecchie. Me lo ricordo io, ha dato ordine ai vigili urbani, ha detto di dare cazzo ai culatori. Luciani, c'era un motivo. vorrei sottolineare. Ma è una boiata, dai, voglio dire. Vorrei sottolineare. Vorrei, scusate, io non ho interrotto nessuno. Vorrei farvi notare che la percezione della discriminazione non è una cosa oggettiva. Chiaro che se uno vi dà una sberla, vi dà oggettivamente una sberla. Ma la sicurezza di camminare per le vie di Treviso che posso avere io è diversa rispetto a quella che puoi avere tu. Per correttezza, volevo ricordare a tutti che tutti, mi scusi Ale, tutti continuano a dire LGBT, però non è proprio la sigla completa, è QIA, continua con QIA come Q sta per... francamente un po', dovreste... C'è anche il più adesso. Semplificare, uno come me che è umile e di mente non capisce tutte queste robe qua, LGBTQ+, tutte queste robe. Fate una sigla tipo GPA prima, posso leggerla tutta così? Si perde, no, io mi perdo. Dice così: L sta per lesbica, G per gay, B per bisessuale, T per transessuale, la Q per queer, che vorrebbe dire eccentrico, la I per intersessuale, cioè caratteristiche, questa non l'ho capita, altre rispetto al dualismo maschio-femmina, non ho capito quali sono questi, però un giorno me li spiegherete, e l'ultima sigla è la A, cioè asessuale, ovviamente non approvazione, non attrazione del sesso. Asessuato, cos'è che è? Asessuale. Che col tempo diciamo che è una condizione abbastanza comune. Mi sembra un po'... Quando passa il testosterone. Che con gli anni posso dirti che diventiamo un po' tutti LGBTQA e quella roba lì. Mi sembra un po', porti pazienza, però la domanda che le faccio noi anzianotti diventiamo siamo noi là di quella roba. Cesare, nel ragionamento, nella risposta che vuole dare Galdiolo, però le faccio una domanda che poi la pongo a tutti. Prima diceva il psicologo Miotti che negli altri paesi non è come l'Italia sotto questo aspetto, sotto questa tematica, c'è un po' più di libertà, mi sembra di aver capito. Dipende che la paesi. Domanda, quello che ha detto Miotti, in Arabia Saudita li ammazzano gli LGBT, mi pare di parliamo dell'Europa, anche in Russia, non lo so, non frequento, ma voglio dire, l'Arabia Saudita so di sicuro. Parliamo in molti paesi. La domanda che le faccio è: la Chiesa può aver influito in questa lentezza di cambiare la mentalità agli italiani oppure no? Ma parla a me della Chiesa, che sono proprio stralaico, proprio non me ne frega niente della Chiesa. Cioè prima lo psicologo, non mi ricordo più il tuo nome, Miotti, ecco, parlava, diceva siamo cresciuti tutti con un'educazione cattolica, tutti, anche Galdiolo probabilmente, no? È un'educazione che ci ha veramente zavorrati da un punto di vista cerebrale, vorrei dire, neanche psicologico. Però io quando sentivo Galdiolo parlare, fondamentalmente ha anche ragione, non bisogna essere discriminati, ma la vera discriminazione in questo cavolo di paese, scusatemi, ma è la vostra, di voi gay, di voi trans, di voi lesbi, non mi ricordo più, di asessuati, intersessuali, cioè che veramente faccio fatica a capirlo. O la discriminazione reale è quella, per esempio, allora, faccio un esempio, forse non tutti lo sanno, guardavo lei, ma no. Se Galdiolo, mettiamo, ma Galdiolo è solo gay, se uno vuol diventare donna, no? In Italia le cure ormonali, ma anche l'intervento, che può essere un intervento chirurgico per una donna che diventa uomo, un uomo che diventa donna, viene tutto pagato dallo Stato. Lo sapete, no? Basta dimostrare che hai una disforia psicologica nei confronti sessuale, che è una roba, cioè un po' di depressione, chiamiamola così. Depressione dal fatto. La disforia è depressione, c'è uno psicologo, fatti spiegare da lui, non ho tempo da perdere. Non è d'accordo lo psicologo. La disforia è una sorta di depressione, è una sorta di stato d'animo. Posso sentire da psicologo se è vero o no? Sentiamo. È così, la disforia è un disallineamento rispetto a quello che tu sei. No, sono maschio, però io mi sento in realtà femmina, la disforia di genere. Ma la disforia di genere, la disforia sessuale, ma la disforia come termine assoluto è una sorta di che tu stai male, no? Che stai male, che hai una depressione. Vabbè, comunque non importa. Io stavo dicendo un'altra cosa. La discriminazione è che, secondo me, che una minoranza di italiani, il 2, 3, 4%, no, quelli che vogliono cambiare sesso, quanti saranno, Galdiolo? Puoi interrompere. 1000 persone, 10.000, 100.000. Benissimo.
Uno va al Servizio Sanitario Nazionale e si fa dare i soldi, lasciami perdere, per la terapia ormonale, poi va in sala operatoria e... è discriminatorio in questo, mi scusi? No, ti dico, non è discriminatorio questo. È discriminatorio che milioni di anziani che non riescono a mangiare una noce o non riescono ad addentare una bistecca, non hanno la possibilità di mettersi su 3 denti sopra e 3 denti sotto, perché il Servizio Sanitario Nazionale dice andate da un dentista privato che non sono affari miei. Questa è discriminazione, secondo me. Il fatto che non ci sia l'accesso a delle cose sacrosante, perché io da vecchio, vabbè, io me ne faccio per i fatti miei, ma da vecchio, povero, con la pensione minima, ho diritto di mangiare. No, lasci stare, ho diritto di mangiare. La discriminazione è anche questa, e viene rivolta verso milioni di persone. Perché tu vai in giro per le strade, Galdiolo, di Treviso, anche di Padova, e vedi sti poveri cristi che parlano così e non hanno la possibilità di avere una dentiera. Ma non c'entra nulla, Cesare. C'entra anche troppo, è che non volete capire. Voglio dire che ci sono persone discriminate in Italia, in tutti gli ambiti, non solo in ambito LGBT, ci sono persone discriminate. E allora io, secondo il mio punto di vista, bisognerebbe fare una valutazione quante persone e quanti diritti hanno queste persone qua e quanti diritti ha Galdiolo. I diritti di Galdiolo non li calpesta nessuno. Io non ho mai... ma te lo dico, quante volte hanno aggredito Galdiolo? Quante volte sei andato in procura della Repubblica a denunciare un'aggressione? Quante volte al lavoro ti hanno detto non ti assumo perché sei gay? A me sembra una cosa veramente che con tutto il rispetto, ve la cantate e ve la suonate. Mentre io conosco migliaia, centinaia di anziani che non hanno accesso alle cure del Servizio Sanitario Nazionale. Tu hai bisogno di una TAC e vai dopo 2 anni, il giorno dopo te la fa lo stesso medico, nello stesso ospedale, con le stesse apparecchiature e ti fa pagare 150 euro. Devo interrompere perché avete sempre in mente i diritti civili, pensate anche ai diritti sociali delle persone. È per quello che avete la minoranza in Parlamento. Tematica. Allora Cesaro, lei ha ragione nell'affrontare questo problema. Ci faccio il brodo con la ragione. Di chi non ha la dentiera, però non c'entra nulla nel caso che un uomo voglia operarsi, diventare donna o viceversa, è un altro ragionamento. Come non c'entra? No, loro lo fanno e lo Stato dovrebbe far sì di soddisfare anche le esigenze degli anziani. Allora, ma non c'entrano loro su questo. Ma infatti non me la prendo mica con Galdiolo, ma Galdiolo è mica il ministro della sanità. Chi era il ministro della salute? Dipende dalle sue capacità. Speranza, c'è una Speranza che solo a nominarlo mi viene però è stato aggredito 2 volte. È stato aggredito 2 volte. È stato aggredito 2 volte, ha denunciato 3 volte, faceva segno prima. Mi spiego un po' perché risponda a... Nel senso... Cosa ha fatto? È stato picchiato lei? Ho subito delle aggressioni verbali e fisiche in 2 occasioni. Fisiche quante? Una è una verbale. E poi lei ha sporto denuncia? Ho sporto 3 denunce per altri... Perfetto, era per fare i numeri che ovviamente... Per cui, voglio dire, però contrapporre i diritti sociali, i diritti civili è un falso problema, perché la comunità LGBT richiede delle istanze che non sono assolutamente in contrapposizione con le istanze sociali. Per me sono delle priorità da seguire. Ma guardi, io su questo non sono d'accordo. Lo Stato fa centinaia di leggi alla settimana per 1000 cose. Non è che una legge ha la priorità su un'altra, semplicemente lo Stato deve fare tutto il suo dovere. Adinolfi scuote la testa, la vedo che va all'indietro, non vorrei mai che dai ragionamenti si catapultasse all'indietro. Non è d'accordo sui ragionamenti che facciamo qui in studio? No, anzi sono totalmente d'accordo con quello che ho ascoltato ed è evidente che la discriminazione delle famiglie povere, dei genitori che non arrivano alla fine del mese, che non arrivano alla terza settimana, quella è la discriminazione che vivono gli italiani, le piccolissime imprese che non riescono a pagare una bolletta della luce perché abbiamo deciso di andare in una guerra che non ci riguardava. Queste sono le grandi discriminazioni che stiamo subendo, che il Paese vive come emergenze, il resto è il tentativo di una lobby di raccontare le bollette non le pagano neanche l'LGBT, insomma, non le pagano. Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni animali vogliono essere più uguali degli altri e questo in democrazia non può essere. Va bene, allora facciamo così, noi siamo andati proprio oggi in giornata, questa mattina siamo andati in centro a Padova e sentire cosa dice la gente in merito a questa tematica. Ascoltiamo.
Secondo te l'Italia a che punto è? Dovrebbe fare qualcosa di più per la tolleranza? Sì, di sicuro. Che dici? Perché siamo ancora distanti da una soluzione, diciamo, perché purtroppo è un problema. Siamo in un periodo in cui molte cose avvengono un po', penso che molte cose avvengano un po' per forma, non perché veramente si vuole fare qualcosa e si crede veramente di fare quella cosa. Siamo ancora un po' indietro, secondo me, sì, sicuramente, non so come, forse parlandone, ma comunque sì, si potrebbe fare di più. C'è molta ignoranza effettivamente, nessuno, poche persone, oltre secondo me i 60-50 anni, non sanno anche della tematica. Magari i ragazzi sanno un po' di più. A livello di umorismo ancora ci sono molti che scherzano su queste cose, diciamo, onestamente per quanto riguarda discriminazione, secondo me, insomma, io non percepisco effettivamente una discriminazione. Penso più per le generazioni più vecchie, nella nostra generazione siamo molto più... Io ho un cugino e per me non mi fa né caldo né freddo. Quindi penso più alle generazioni più, i nostri genitori, i nostri nonni, c'è ancora molto lavoro da fare lì. È abbastanza all'avanguardia, basta guardare anche tutte le reclame pubblicitarie per televisione che adesso pullulano di lesbiche, di gay, di ragazzi padre, eccetera, e nessuno dice più niente. Secondo me ci sono fasce di popolazione che invece sono ancora molto razziste. È molto retrogrado, c'è una cultura, una base culturale molto antica che si basa anche su principi non del tutto anche laici, quindi c'è molta influenza e ce n'è ancora tanta di strada da fare per questo, sì, sicuramente. Secondo me c'è stato un grande passo indietro con le ultime elezioni, ma in generale anche prima non è che fosse particolarmente sdoganata la cosa, e rispetto anche a altri stati europei o anche all'America siamo comunque uno stato retrogrado, anche e soprattutto per la presenza del Vaticano. Credo che rispetto ad altri paesi siamo messi abbastanza bene. Certo è che alcune cose ancora sono da fare, visti alcuni dati statistici. Abbastanza omofobo e ci servirebbero leggi che proteggono l'intera comunità di italiani, quindi qualsiasi etnia, genere o interesse. Penso che fino ad oggi sia sicuramente aumentata la sensibilità su questi temi. Non so francamente magari con il nuovo governo se continueremo a fare dei passi avanti come sicuramente abbiamo fatto negli ultimi anni, oppure rimarremo alla situazione attuale o faremo dei passi indietro. Secondo me la mia generazione si sta molto aprendo, quindi penso che noi porteremo un'ondata di rinnovamento che non c'è. Molte persone non accettano il fatto che una persona tipo io donna possa amare un'altra donna e non so, forse anche influenzati dalla religione. Secondo me la religione influenza molto questa opinione. Vedi le notizie in cui non so, ci sono due ragazze in giro, una coppia, vengono insultate, vengono picchiate, già lì adesso forse dovremmo educare di più le persone, magari anche i ragazzi, a capire che è una cosa normale alla fine. E vengo da lei, mi scusi prima sono chiamata Ella perché ho fatto così, non vorrei, in diretta tutto. Posso commettere qualche errore. Da queste interviste si dividono in due fasce, ovviamente Padova è una città universitaria, molti giovani come abbiamo visto, e ovviamente nel ragionamento che fa Dinolfi, lo prenda con le pinze quello che le sto dicendo perché altrimenti poi si arrabbia con me. A Dinolfi dice, stanno prendendo il potere loro, e nel ragionamento del futuro del mondo e dell'Italia in questo caso, la gioventù ragiona in un altro modo di come ragiona Dinolfi, molto più vicina a voi che a Dinolfi. Dunque un po' alla volta il potere lo sta prendendo, come dice Adinolfi, e magari è giusto sia così, non sto dicendo è giusto o sbagliato, però nel ragionamento iniziale che ha fatto Adinolfi mi sembra che un po' di ragione ce l'abbia. Il mondo sta cambiando, sarà lento il cambiamento, però
sta cambiando e i giovani mi sembra ne siano un'ampia dimostrazione. Ne abbiamo fatte diverse questa mattina interviste, alcune le abbiamo messe in una perché erano davvero tante, però il significato dei giovani dice sì, oggi i vecchi sono vecchi, non vogliono, ed è sbagliato il loro pensiero, noi la vediamo in maniera più aperta, abbiamo una mentalità diversa. Ecco, questo vuol dire che il ragionamento che faceva Adinolfi all'inizio, tutto sommato, lo prenda con le pinze, mi raccomando, altrimenti poi Adinolfi il collegato viene qui seduto in diretta, aveva un po' ragione? Basta che Adinolfi mi lasci parlare. Sì, ha ragione Adinolfi, è vero. Fortunatamente la società civile rispetto alla politica è molto, ma molto più avanti, quindi effettivamente il mondo sta cambiando e anche l'Italia all'interno del mondo sta andando avanti. È evidente che l'Italia in questo momento è tra i paesi occidentali uno dei più arretrati. Probabilmente grazie al Vaticano, probabilmente anche grazie a una classe politica. Era una domanda che avevo fatto, mi scusi, del Vaticano all'inizio acceso, che non ha rifiutato, se ha un'influenza ovviamente perché siamo più lenti di altri paesi. Certo che ce l'ha. C'è anche una classe politica molto vecchia. Dobbiamo parlare anche di questo, cioè noi eleggiamo persone relativamente più adulte di altri stati che eleggono persone più giovani, quindi anche questo significa una società civile che è molto più avanti della politica, del gruppo politico, del Parlamento e degli eventuali governi. Detto questo... Scusa Etta, ma chi è che li vota sti qua? È la società civile che vota i rappresentanti o sono gli alieni che sbarcano, votano e poi se ne tornano su Saturno o su Nettuno? Cioè è la società civile, quella che voi ritenete, non so se c'è una società incivile, ma probabilmente Vabbè, questo fa parte ma chi è che vota i rappresentanti? Non li votate voi, società civile. I giovani non votano però, i giovani non hanno votato. Come non votano? Ma saranno anche cavoli loro se non votano, no? Ci vengono qui a fare le prediche a noi, a dire che siamo vecchi, come quell'influencer del cavolo che ha detto che i vecchi non devono votare, quelli sopra i 50 anni. Ha presente di cosa sto parlando? Ma sì, ma di quella influencer lì che ha buttato il cervello anche lei all'ammasso, ha detto che i vecchi non possono più votare. Lei ha detto, ma state dicendo la società civile, cerco di ma dai, è la società appunto. Lei doveva dire quando ha iniziato a parlare, sperando che Adinolfi mi lasci parlare e anche Cesare. Allora, volevo semplicemente dire questo, l'ha detto anche il nostro psicologo in sala, bellissima questa definizione, i giovani non sono andati a votare, ma perché non vanno a votare? Perché le proposte del PD, delle proposte dei partiti, della politica in generale, non sono proposte che i giovani interpretano come votabili. Se noi continuiamo a candidare le persone di 70 anni, anche Casini, per esempio, ma Bossi, ma Berlusconi, ma possiamo farne un elenco, la Russa che sono 120 anni che è in Parlamento, continuiamo a proporre mi scusi un attimo, perché su questo ragionamento così la interrompo perché ho la pubblicità, mi fa un po' rabbia perché io sto diventando meno giovane, e anche lei, e quindi bisogna ammazzare i vecchi. Io invece credo che se Etta, mi permetta, se Etta è brava, una brava donna e ragiona, non è ovviamente ai limiti, Etta deve farlo fino al giorno che muore, perché tutti invecchiamo. Se lei è brava avrà bisogno dell'energia e ci sono i giovani, ma se Etta è brava, Etta la voglio lì, ha capito? Non è che se Berlusconi o Berlinguer, che era una grandissima persona, a 90 anni è bravo, dobbiamo sparargli. Cioè, no, è un discorso mio personale, lo sa perché? Lo sento dire da tutti, ma poi mi domando, ma invecchiamo tutti, e se uno diventa vecchio ed è bravo? C'è qualcuno che invecchia senza riuscire ad avere mai accesso alla vita politica attiva. Ho capito, però allora, dal mio punto di vista potremmo fare delle proposte che sono valide per tutte le generazioni e non solo delle proposte di persone che hanno una fascia di età over qualcosa. Il mio ragionamento non inerente a questa tematica. Sono d'accordo con lei, io sono anziana. In tutte le trasmissioni che faccio, politiche, sociologie, di tante altre cose, tutti dicono bisogna dare spazio ai giovani. Sì, io sono d'accordo, bisogna dare spazio.
però un vecchio mica lo devi ammazzare, perché diventano vecchi anche loro poi. E allora dico, se Ivis a 90 anni è bravo, Ivis deve stare lì, avrà bisogno dell'energia dei giovani, ma Ivis la sua esperienza la deve mettere in campo se è bravo, se diventa deficiente, mi scusi Ivis, una cosa che non diventerà, però ecco, invece no, i vecchi bisogna ucciderli tutti, li massacriamo tutti. Era rottamatore Renzi che voleva far fuori tutti i vecchi. Ma io non sono d'accordo, io sono d'accordo. Resta comunque il fatto che il ragionamento è i giovani non sono andati a votare perché la proposta politica di tutto l'arco... Sono andato fuori dal tema. Ok, anch'io, quindi la chiudiamo qua. Vorrei, adesso lei mi ha detto che dobbiamo andare in pubblicità, io poi però vorrei dire una cosa su quello che ha detto il signor Adinolfi prima. Non stia a dire durante la pubblicità, sulle aberrazioni, perché e poi lei se diventa meno giovane, perché dire vecchio è brutto ed è brava, è giusto che rimanga al suo posto. Se non è brava, santo Dio, succederà quello che succederà. I corsi di uncinetto. Tutti i vecchi diventano